40 pagine per spiegare i motivi di una condanna, quella a 18 anni emessa lo scorso 7 giugno a carico di Salvatore Rotolo, carabiniere. Per il giudice del Tribunale di Agrigento, Valerio D'Andri, è stato lui ad uccidere sabato 5 febbraio 2011 la compagna Antonella Alfano, della quale poco meno di un anno prima aveva avuto una figlia, Elide. Adesso, 60 giorni dopo quel verdetto che tanta amarezza ha lasciato tra i familiari della donna, sono state depositate le motivazioni. Per il giudice, che ha sposato la tesi dell'accusa rappresentata dall'aggiunto Ignazio Fonso e dal PM Giacomo Forte, l'incidente è stata una simulazione. Esaminati diversi particolari come la posizione del sedile di guida o le chiavi posizionate sullo stop e non su Mark, come avrebbe dovuto essere se il veicolo fosse stato in movimento, ma determinante è stata soprattutto la deposizione del testimone oculare che vide il motociclo, poi accertato di Rotolo, sul luogo dell'incidente proprio nel momento in cui l'auto prese fuoco. Una testimonianza, si legge nelle motivazioni, sulla cui attendibilità non è neanche ipotizzabile un dubbio. E poi il cellulare: dall'analisi dei contatti telefonici si può desumere che sia Rotolo che l'Alfano la mattina del 5 febbraio, il giorno della morte di Antonella, si trovassero nella loro abitazione. A testimoniarlo una donna che presta servizio come badante in una famiglia dello stesso stabile. Vide Antonella stendere la biancheria, circostanza collocabile tra le 9:15 e le 9:30. Antonella alle 10:29 non rispondeva più al cellulare, pertanto il giudice colloca ragionevolmente la morte di Antonella all'interno della sua abitazione. E poi c'è il diario segreto di Antonella Alfano, un block notice nel quale la donna annotava situazioni, ma anche sensazioni, emozioni e gran parte del rapporto tra lei e il compagno.